Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, pronti per andare a seguire le ultime novità del giorno, anche di questo giovedì 18 novembre. Allora iniziamo subito, intanto un buon ascolto. Amici dell'Ariete, iniziamo proprio da voi. Le finanze sono il vostro punto fisso della giornata. Tra la spesa settimanale, quella per l'estetica e qualche extra, la carta è sempre in azione. Obiettivi ambiziosi vostri, inoltre. Ciò che manca oggi però è l'energia necessaria per far fronte a tutti gli impegni. Toro, a una persona lontana scrivete sempre più spesso, ma stavolta siate più espliciti, svelando i vostri sentimenti in tutta la loro pienezza. Non è escluso poi che l'altro colga finalmente la palla al balzo e rilanci magari con identico entusiasmo. Gemelli, le stelle oggi non vi fanno buon gioco. La mente infatti è confusa da troppi stimoli, come ad esempio se ci pensate un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme. Nulla di fatto per i cuori solitari, rimanete in compagnia dei vostri sogni, bellissimi ma inconsistenti. Cancro, i vostri sentimenti sono intensi e profondi, per le persone care siete pronti a fare rinunce, rispetto alla materia e agli agi arriva sempre prima il cuore per voi. Tensioni però in giornata con il partner a causa dei piccolini, ovviamente il vostro istinto cancerino propende per la prole. Amici del Leone, bersagliati dal fuoco incrociato di Luna e Urano da una parte e Mercurio e Marte dall'altra, in questo giovedì vi sentite messi all'angolo e reagite con insofferenza. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto, voi avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità sul palcoscenico della vita. Vergine, in una trattativa d'affari siate prudenti oggi con le parole per non rischiare di invalidare un contratto studiato e portato avanti con astuzia e maestria fin qui. Importante anche il controllo delle emozioni, non siate troppo impulsivi altrimenti insospettite l'interlocutore. Bilancia, la tensione c'è e vi lavora dentro, anche se dall'esterno non trapela nulla. Tutta colpa questa della coppia Luna-Urano in ottava casa, quella dell'inconscio. Acquisti in giornata in libreria, alla ricerca di argomenti insoliti per voi però, trattati psicologici ad esempio, oppure saggi esoterici. Scorpione, coppia in crisi, o scoppia o recupera l'intesa. Per mettere le cose a posto però non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo, pensateci su. Niente drammi però, affrontate il problema con un discorso chiarificatore, guardandovi dritto negli occhi. Passiamo quindi al Sagittario, occhio puntato su lavoro e benessere, così piace al duo Luna-Urano in transito nella vostra sesta casa, nel mirino così anche ambiente ed ecologia. Bene le attività in proprio, siete pienamente soddisfatti dell'effetto ottenuto dalla pubblicità. Capricorno, luna di terra in giornata in trigono a Venere nel segno, con voi quindi la forza dell'amore stabile e profondo, capace di esprimersi e proiettarsi verso il futuro già di per sé. Parole evocative e immagini delicate, il vostro è un linguaggio romantico che viene diretto dal cuore. Acquario, voglia di far nulla oggi mista paradossalmente a una strana agitazione che vi impedisce di applicarvi seriamente e costruttivamente a ogni cosa. Anche a scuola e sul lavoro non riuscite proprio a concentrarvi e a mantenere l'attenzione per più di 5 minuti. E chiudiamo infine con i pesci. Centrare l'obiettivo oggi non vi costerà alcuna fatica, soprattutto se metterete in gioco le vostre doti naturali, intuito, creatività e fantasia. Sostenuti poi da un insolito senso pratico, riuscirete a portare a termine in tempo utile tutti i vostri impegni. Un'ottima giornata, direi. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, appuntamento a domani, intanto una buona giornata e a tutti buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0